Il problema della violenza sulle donne è osservato da un insolito punto di vista, quello degli uomini. A Padova sta per aprire il CAM, il centro di ascolto maltrattanti, primo nel Veneto. Uomini che si incontrano per cambiare, per diventare partner e padri migliori. Un modo nuovo per fermare la violenza fisica e ridurre i comportamenti abusivi e autoritari, per costruire un rapporto diverso basato sul rispetto. Stanno nascendo dei centri di ascolto per gli uomini maltrattanti. L'importante è che anche questi centri siano in rete con tutti i servizi che si occupano di violenza per dare una risposta concreta ed efficace. Questi gli obiettivi degli uomini che parteciperanno al progetto: comprendere i propri comportamenti violenti, costruire delle modalità relazionali alternative rispetto alla partner e ai figli, capire quali sono i meccanismi emotivi e culturali che portano alla violenza. Nelle prime 2 settimane di agosto le donne vittime di violenza che hanno chiesto aiuto al Centro Veneto Progetti Donna di Padova sono state 30, mediamente 2 al giorno. In leggera controtendenza rispetto al passato, se negli anni scorsi potevamo permetterci di tirare un sospiro di sollievo ad agosto, quest'anno non abbiamo chiuso il centro, il numero verde è rimasto attivo per tutto il periodo delle ferie e sono arrivate molte chiamate anche durante queste prime 2 settimane. I numeri sono impressionanti. Dall'inizio dell'anno le richieste d'aiuto pervenute al Centro Progetti Donna sono state 541. Sicuramente entro dicembre si supererà la cifra di 740 riferita al 2013. A rivolgersi al centro donne fra i 30 e i 50 anni, spesso con figli minorenni. Ma ora una storia. Una donna non italiana, una donna che è sul nostro territorio da diverso tempo, che però ancora parla molto male la nostra lingua, che non è inserita nella nostra società, non ha un lavoro, una donna che si porta via i 2 bambini piccoli e ci chiede aiuto per darle un'altra possibilità per vivere una vita libera dalla violenza.